Allora, eccoci qua, alle mie spalle un'immagine, quella di Julian Assange, e una scritta, Free Assange, ed è un tema, Ermanno, che stiamo ormai riproponendo periodicamente per far capire anche ai nostri telespettatori l'importanza che ha avuto Julian Assange e di quello che sta subendo per aver fatto il suo lavoro di giornalista, cioè colpevole di aver detto la verità. Sì, ma poi si può anche seppellire. Colpevole di averci informato, non per aver detto la verità. Ha detto esattamente quello che era successo, che stava succedendo, ma ha fatto sì che noi fossimo in grado di capire le tecniche e le metodiche fatte da paesi anche democratici, i quali, quando in certe circostanze, dimenticano di essere paesi democratici e quindi superano e scavalcano qualsiasi diritto. Ma l'importante è non parlarne. Se non si parla, non esiste. Ma perché gli altri giornali che conoscevano le cose non hanno dato sufficiente importanza agli avvenimenti? E perché i giornali quotidianamente non titolano magari su un angolino Assange libero? Non è così importante, non si è sprecato per noi e anche per la stampa, per la televisione, per tutto il resto. È questo che mi domando. Allora siamo noi che siamo limitati e che vogliamo limitare questa informazione. E non capisco perché è un harakiri sostanzialmente. E questo invece dobbiamo darci una mossa, perché le guerre servono solo a pochi, danneggiano tutti, e lo abbiamo visto con questa guerra, ma servono soltanto ad alcuni per arricchirsi. E questo è sempre stato il metodo dall'epoca di Giulio Cesare fino ad oggi. Certo. E in questo senso abbiamo due nostri ospiti che ci aiuteranno a capire meglio questo fenomeno Assange, ma soprattutto il periodo in cui questo fenomeno si è sviluppato. Certo, certo, ringrazio e saluto in studio Michele Gervasutti. Buonasera Gervasutti. Buonasera. E grazie di essere tornato qua nei nostri studi della Fondazione Gervasutti di Venezia, e saluto in studio il professor Corrado Poli. Buonasera professor Poli, e grazie per essere anche lei qui nei nostri studi, un giornalista, un editorialista che ha insegnato in varie università anche americane. Allora, prima di aprire il nostro dibattito, io vorrei ricordare ai nostri telespettatori che il caso Assange è iniziato nel 2007, quando Assange ha iniziato a svelare quelli che erano gli orrori americani commessi in Iraq, durante la guerra in Iraq, in Afghanistan, e questo grazie alle rivelazioni di Chelsea Manning, un analista dell'intelligence americana, all'epoca era presente sul campo, e che ha passato appunto ad Assange, a Wikileaks, poi a questo sito che è nato sull'onda di questi documenti, i rapporti su uccisioni e torture, anche video. Ci sono dei video che sono usufruibili in rete, i famosi collateral murders, no? I morti collaterali, gli omicidi collaterali, che sono una testimonianza, e quando poi appunto sono stati diffusi, Ermanno, noi abbiamo potuto capire, vedere, avere le prove di quella che era stata una guerra assolutamente illegale, quella in Iraq, quella dove c'era Colin Powell mostra la pistola fumante, no, alle Nazioni Unite, per giustificare un'invasione che è iniziata nel marzo del 2003. Questa seconda guerra Perché il Tribunale internazionale dell'Aia non interviene, visto che adesso si perita di condannare il signor Putin, che ha fatto tutto quello che sappiamo che ha fatto? Ma allora il diritto vale per tutti o solo per alcuni? Ecco, perché i buoni mi pare che non ci siano né da una parte né dall'altra.
Ecco, ma poi la cosa particolare anche, Ermanno, è che gli Stati Uniti non hanno, come dire, perseguito gli autori di questi fatti, di queste violazioni dei diritti umani, questi crimini di guerra, no? Il Tribunale internazionale condanna solo quelli che ritiene opportuno condannare. Non è che dice intanto li processiamo, poi se sono innocenti li assolviamo. No, li processa già con un pregiudizio. Cioè il giudice ti dice già che ti condannerà. Allora se vai a un tribunale qualsiasi, in qualsiasi paese democratico, e il giudice si esprime ancora prima di iniziare il processo o durante il processo, viene scartato perché non può farlo, perché non è un pensiero indipendente. Però la stampa non ne parla, i giornali non ne parlano. La Rai Televisione Italiana, che noi sosteniamo con miliardi di euro, sono là che fanno il cicaleccio. Questo che mi spaventa. Sì. Allora, vogliamo partire con presentare i nostri ospiti? Sì, no, beh, gli ospiti li abbiamo presentati, più che altro sarebbe interessante capire anche, ecco, qual è la vostra posizione su questo caso, perché appunto gli Stati Uniti alla fine stanno aspettando l'estradizione di Assange, mentre i responsabili di quello che è successo, quello che è stato fatto, ce li hanno magari nel loro paese, però non vengono perseguiti. Gervasutti. Io difatti mi collegherei subito a quello che diceva il professore, perché quello che è sconvolgente è, oltre, condivido pienamente quello che ha appena detto, ma è incredibile che la stampa non ne parli, esatto, questa è la cosa inquietante. E poi volevo ricordare che, adesso non ricordo esattamente, ma bisogna fare un po' di ricerca, quando l'AIA condannò l'America disse, ci fu un comunicato che diceva che rifiutava qualsiasi decisione dell'AIA. Quindi la cosa terrificante è che quando è per Assange allora va tutto bene, e quando invece è per i loro crimini invece no, non lo riconoscono al tribunale. Questo è un altro aspetto, adesso dovrei fare un po' di ricerca, magari la prossima volta vi porto un po' di materiale. Sì, ma lo sta dicendo anche con Putin. Putin dice esatto, non vi riconosco, e il tribunale dell'AIA dice ma non ce ne frega niente, noi abbiamo di precedenti che comunque abbiamo condannato e messo in galera, anche se quello non aveva aderito a questo, riconosciuto questo tribunale. Esattamente. Prego. Volevo appunto sottolinearlo. È una cosa pazzesca, questi due pesi, due misure. Io trovo che sia inaccettabile. Corrado Poli? Sì, allora io condivido quello che dite voi, questa indignazione verso la nostra presunta democrazia, soprattutto per il controllo che le grandi reti di comunicazione e i governi hanno sulla stampa. Veniamo a vedere un aspetto che non abbiamo trattato. Oltre a Chelsea Manning e Assange, io citerei anche Snowden, Edward Snowden, che ha svelato come la NSA, la National Security Agency degli Stati Uniti, abbiano il diritto di spiare senza nessun permesso della magistratura praticamente tutti i cittadini americani. E in questo caso il Guardian ha fatto un lungo servizio pur in mezzo a moltissime difficoltà, ma Snowden anche lui è esule in Russia adesso, almeno le ultime notizie che si danno, ed vive nascosto, perché ecco, detto tutto questo, diciamo che ci può essere in alcuni casi, in una situazione di guerra, una sospensione della democrazia e dell'informazione. Nel momento in cui
c'è una situazione di guerra, noi possiamo dire non dobbiamo diffondere informazioni riservate, non dobbiamo dire quello che è successo, perché questo metterebbe a rischio i nostri eserciti, il nostro obiettivo. Ecco, è su questo che le corti, la magistratura americana e altre magistrature vogliono perseguire Assange, non per il fatto che lui abbia detto la verità o abbia svelato delle cose, dei presunti crimini o anche dei crimini reali giustificati dal governo americano in quanto necessario, in quanto parte di un contesto. Ecco, bisogna vedere se c'erano il processo sarà se questo è stato fatto per una normale informazione oppure è stato fatto contro questa ragione di Stato, questi interessi nazionali da fare. E dico questo non per difendere, perché se qualcuno mi segue sulle mie rubriche così sa quanto io sono critico in questo momento della politica degli Stati Uniti e dell'Europa, per la quale quasi non c'è differenza in questa situazione, che secondo me è una guerra portata direttamente all'estero, come tutte le altre guerre, come soprattutto questa guerra in Iraq, che è stata ed è un vero scandalo per il quale nessuno ha pagato e nessuno ha pagato. Non so se avete visto su YouTube, circola una clip di Bush che dice chiaramente, noi condanniamo fortemente la grave aggressione fatta all'Iraq. Sorry, Ucraine, non so se l'avete visto, no? E poi dice I'm sorry, I'm 75, ho 75 anni, capito? Però ha confuso, ha detto la brutale aggressione all'Iraq. È una clip famosa, se l'ha vista anche lei. Un lapsus freudiano. Un lapsus. Ecco, ora, questo è tutto vero. Bisogna vedere se ecco, però nel momento in cui noi diciamo che è giusto limitare l'informazione per motivi di ragione di Stato, allora dobbiamo accettare, non dobbiamo ergerci a giudici di altri paesi non democratici dove l'informazione è limitata. Cioè, parlare che noi siamo le democrazie e gli altri non lo sono ormai non è una cosa che possiamo più sostenere. Che la democrazia in Occidente è nel migliore dei casi sospesa, nel peggiore è finita. Siamo entrati in un altro regime. Ma perché anche questo regime? Perché c'è stata una concentrazione enorme dei mezzi di comunicazione, ma anche una concentrazione enorme di capitali, di banche, di imprese, tali per cui non è più possibile. Voi pensate soltanto al caso nostro, di qualsiasi media città italiana, Padova stessa, fino a 30 anni fa, 25 anni fa, aveva 3-4 banche di livello nazionale. L'Antoniana, la Cassa di Risparmio, la Cattolica e la Banca Popolare di Padova e Vicenza, mi pare. Ecco, adesso le città medie di tutta Europa non hanno più le loro banche. Avevamo 4-5 municipalizzate. Non ci sono tutte concentrate in grandi multi-utility. Tutto si sta concentrando, per cui è chiaro che questa guerra la stanno facendo un centinaio di persone e ripetono che decidono su tutti, e non c'è più la possibilità di una opinione pubblica che possa in qualche modo protestare come si protestava con la guerra del Vietnam, perché l'opinione pubblica segue questi... Certo. Ma è chiaro che certe situazioni
Succedono perché ci sono dei fatti che sono portati all'estremo, nel caso specifico le guerre. Quindi io faccio una guerra e chiaramente blocco quella che è l'informazione, perché potrebbe nuocere. Ecco. Allora vediamo intanto chi provoca le guerre e se la provocazione di queste guerre è utile al paese che le fa. Utile nel senso non pecuniario, utile per incrementare la democrazia, perché nel momento in cui succedono le guerre la democrazia se ne vola via e allora non siamo più democratici. E allora la prima cosa non è quanto guadagnerò perché il mio petrolio lo potrò vendere al doppio di quello che, anzi potrò guadagnare il 100% di quello che ho rubato in Iraq. Gli americani sono 20 anni che stanno rubando il petrolio in Iraq. Adesso hanno detto adesso dobbiamo venderlo, ma abbiamo un competitor, non possiamo venderlo a 4 lire come fa Putin. Allora dobbiamo creare una crisi, togliere le risorse petrolifere dal mercato, quindi facciamo fuori Putin e noi lo vendiamo al prezzo che vogliamo. Ci portano il gas dall'America, quando abbiamo i tubi dal 1960 abbiamo fatto, il buon Mattei aveva fatto i tubi di migliaia di chilometri ed era preso in giro dai tedeschi dicendo un cretino questo qua fa i tubi per passare il gas, ma quanto scemo è. Poi tutti hanno capito un po' alla volta, meno che noi, perché se non lo diciamo noi nessun altro lo dice, che questi tubi li hanno tagliati gli americani. E non per caso Mattei è sparito. E non per caso, attenzione, c'era un centro-sinistra, è un compromesso storico, perché tutti i partiti erano d'accordo di trovare un accordo con i comunisti perché da 20 anni ci fornivano l'energia e non ci vessavano come erano gli americani. Non che fossero buoni, ma era pro domo nostra. Che sia uno cattivo o uno buono, mi regala un gelato, lo ringrazio e me lo mangio. No? È quello che ha fatto l'Italia. L'Italia è nata sul gas russo, che lo vogliono o che non vogliono, questi sono i fatti. E sul gas algerino, perché il signor Mattei ha finanziato la rivolta degli algerini contro la Francia che erano massacrati e vessati. E gli algerini hanno detto, ma per carità, vediamo tutto quello che abbiamo, pagando normalmente perché non abbiamo rubato nulla, mentre prima noi siamo andati a conquistare le colonie e sparando alla gente. Mattei è andato là, è fatto ricca l'Algeria e è fatto ricca l'Italia. Prego. No, assolutamente d'accordo. E proprio questo ha fatto un esempio calzante di vera democrazia, quella di Mattei, che è esattamente l'uguaglianza, togliere le disuguaglianze, che è uno dei temi principali sull'Africa, no? Che in realtà poi l'Africa è il futuro, anzi è già il presente, e con le risorse che ha è in grado di, se non verrà completamente assorbita dalla Cina, è in grado di sostenere tutto il mondo e nei prossimi anni tutti i continenti. Ma un dato storico è che il signor John Fitzgerald Kennedy aveva già dato l'appuntamento a Mattei perché andasse in America a parlare, perché era interessato ad avere un colloquio con Mattei perché lo considerava un uomo d'altissimo livello, cosa che noi non abbiamo mai fatto. Assolutamente, io sono perfettamente d'accordo, sono anche amico di Rosy Mattei, la nipote che porta avanti la Fondazione Mattei, e mi piacerebbe anzi un giorno invitarla qua a parlare di questo, visto che è molto preparata e anche continua l'opera di suo nonno. E mi interessa molto anche quello che ha detto prima il dottor Poli, perché mi ha fatto pensare al libro che ha scritto Julia Cagé, Il prezzo della democrazia. È la moglie di Piketty, l'economista francese, quello che appunto parlava di antieconomia durante il Covid. Ha fatto questo libro di 1000 pagine che è lungo, ma ve lo consiglio, e cercando di trovare soluzioni antieconomiche, no? A tutto quello che è accaduto dopo Lehman Brothers nel 2008.
si ride per non piangere quando si guarda al fatto che l'altro giorno che è successo l'evento del crack di Credit Suisse, stavo pensando a come si è scatenato il crollo di Lehman Brothers ed è partito Goldman Sachs. E l'altro giorno c'era scritto su certi giornali, appunto del giornale unico, del partito unico, del pensiero unico, come diceva lei, professore, c'era scritto sì, Goldman Sachs ha cercato di salvare Credit Suisse, ma come? Una banca che è fallita nel 2008. Se uno di noi fallisce un giorno non può neanche più andare a bere il caffè al bar e deve cambiare continente. Io mi chiedo questa cosa, che invece questi colossi che falliscono fanno bancarotta fraudolenta e dopo 15 anni cercano di salvare comprando dei crediti deteriorati, poi si ricorda i bond argentini, Parmalat, cioè cose di questo genere. Dopo 15 anni da una bancarotta, come con la faccia tosta, faceva bronzo di presentarsi e dire no, lo salviamo noi. E questo è inquietante, questo veramente fa paura al popolo. Io credo che ogni persona con una coscienza si chieda: ma com'è possibile che gli stessi che hanno fallito 15 anni fa sono stati riproposti, e ovviamente come salvatori di una banca in fallimento. Sì, e sia poi che tutti questi soggetti hanno una AAA di Moody's, certo. No? Queste agenzie di rating che fino a 30 secondi prima, non dico un mese, 3 mesi, un anno prima, no, fino a 5 minuti prima, 30 secondi prima hanno il massimo del punteggio, certo. e non si capisce, quindi secondo me c'è da fare un cambiamento radicale su questa cosa. Tornando invece al discorso di Prezzo della democrazia di Giulia Cagé, no? Che ha azzeccato, secondo me, con questo libro, ve lo consiglio. Spiega come quello che il dottor Poli giustamente sottolineava, e condivido pienamente: finché noi abbiamo dei paesi in Europa, ma in tutto il mondo, questo, il prezzo della democrazia è nato quando i finanziamenti ai partiti politici sono stati fatti da privati, e quindi nel momento in cui i privati finanziano vogliono indietro i favori, e è un meccanismo perverso dal quale non si riuscirà mai finché non staccheremo la politica, o la politica non tornerà magari fatta per passione e senza ricevere alcun denaro. Certo. Quindi bisognerà fare una scelta radicale in un senso o nell'altro, cioè finanziarla e trovare dei soldi per finanziarla, o altrimenti la passione pura, e si cercherà di mettere persone oneste a fare politica, altrimenti, come diceva giustamente il dottor Poli e dice anche Giulia Cagé in Il prezzo della democrazia, succederà sempre peggio, cioè questa cosa non farà altro che aumentare di giorno dopo giorno, perché gli interessi di chi finanzia devono comunque essere restituiti. Certo. Beh, questo, in quest'ambito qui l'informazione, avere un'informazione corretta e puntuale è importante, proprio per ricordare anche quello che è stato, quello che è avvenuto. Allora noi torniamo al nostro caso Assange, che è sicuramente un caso emblematico, e lo facciamo con questo servizio, lo vediamo assieme e dopo lo commentiamo. Una giornata globale di mobilitazione per chiedere la liberazione di Julian Assange a 20 anni dall'inizio della seconda guerra in Iraq. Una guerra preventiva che prese il via il 19 marzo del 2003, quando gli Stati Uniti davano il via all'invasione militare dell'Iraq. Era la seconda guerra del Golfo, le cui ragioni si dimostreranno fasulle perché si basavano su informazioni segrete, in realtà false. L'intelligence americana sosteneva che Saddam Hussein nascondesse armi di distruzione di massa e collaborasse con i terroristi. Le prove che convinsero l'opinione pubblica della bontà di un intervento in Iraq, le stesse poi utilizzate dal premier britannico Blair per giustificare l'appoggio inglese all'operazione, furono presentate alla comunità internazionale dall'allora segretario di Stato americano Colin Powell nel febbraio del 2003, poco più di un mese prima dell'invasione. Furono offerte alle Nazioni Unite e alla stampa internazionale
internazionale come il prodotto del lavoro di solide fonti fornite da un'altrettanto solida intelligence. Il dossier di Powell mostrava immagini satellitari da cui, secondo i sostenitori della cosiddetta guerra preventiva, era possibile identificare i luoghi in cui il dittatore custodiva le tanto temute armi di distruzione di massa. A sostegno della necessità di intervenire in Iraq fu fornito anche il documento sul cosiddetto Niger Gate, secondo cui esisteva un traffico di uranio dal paese africano all'Iraq, un commercio del quale gli americani erano venuti a conoscenza grazie all'aiuto dei servizi italiani e inglesi. Era tutto falso, una invenzione, ma l'invasione iniziò lo stesso, malgrado la protesta di milioni di persone che in centinaia di città del mondo avevano manifestato contro il piano di invasione degli Stati Uniti. Alla fine non furono mai trovate le armi di distruzione di massa o altre prove di legami tra Al-Qaeda e il regime iracheno, e l'Iraq ancora oggi sta patendo le conseguenze catastrofiche di questa invasione. 7 anni più tardi, grazie ai documenti forniti dall'analista militare di intelligence Chelsea Manning a Wikileaks, fu svelato il vero volto della guerra in Iraq, fornendo le prove concrete dei crimini di guerra degli Stati Uniti, compreso il famoso video Collateral Murder e tante altre prove di come erano andate veramente le cose. Un conflitto messo in atto solo per poter depredare l'Iraq del suo petrolio, lasciandolo poi in una situazione di instabilità che permette ancora adesso di trafugare petrolio e tanto altro con ben pochi controlli. Gli statunitensi non perseguirono i responsabili dei crimini, se la presero invece con Chelsea Manning, che fu condannata a 35 anni di carcere, accusata di reati contro la sicurezza nazionale. Successivamente però le fu concessa la grazia dal presidente Barack Obama. La repressione invece fu contro Julian Assange, giornalista australiano che da allora ad oggi continua ad essere perseguitato politicamente e fisicamente, fondatore nel 2006 di Wikileaks, colpevole di aver pubblicato e divulgato informazioni riservate e documenti segreti evidentemente sgraditi agli Stati Uniti e ad altri alleati, in grado di svelare al mondo la verità su quanto avvenuto in Iraq oppure in Afghanistan o in altre parti ancora. Assange, perseguitato ormai da anni ed è ancora in carcere nel Regno Unito, nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh, neanche fosse un assassino, mentre il governo degli Stati Uniti preme per la sua estradizione per poterlo rinchiudere fino alla sua morte nelle carceri americane. Ma chi ha svelato la verità sulla guerra in Iraq non può morire in prigione e non si può permettere che venga dimenticato. Difendere Assange significa difendere la libertà dell'informazione e il diritto a essere informati. Per questo anche noi continueremo a chiedere che Assange venga liberato, perché un giornalista, un editore è rinchiuso ingiustamente in un carcere di massima sicurezza senza processo, colpevole di aver fatto solo il suo lavoro. Bene, professor Gervasutti, come si può garantire la democrazia? Perché si parla di democrazia, però questa è l'applicazione della democrazia. Prego. Sì, è pazzesco, cioè vedere questo servizio lascia proprio sgomento, quindi si pensa anche ai figli, alle nuove generazioni, che mondo stiamo lasciando in mano, perché qui è l'esaltazione della fake news, nel senso la falsificazione come non più come strumento ma come un Truman Show, Sì. dove praticamente si falsifica tutto quello che uno esce, e anche esce di casa. Mi ricordo il film Truman Show, dove lui esce e a un certo punto si accorge dopo anni che c'era qualcosa che era finto, ma ti preparano tutto, anche il cielo azzurro finto, in maniera che tu devi essere felice. La stessa cosa anche un po' di quello in Odissea nello spazio di Kubrick, quando alla mattina si alza e c'è questo computer che parla, sta macchina: buongiorno, come stai Hal? Quindi sei obbligato per forza a rispondere a tono, e quindi secondo me siamo oltre all'immaginazione
siamo arrivati a un livello ormai di falsificazione che chi non la accetta e chi non, un po' come diceva Orwell, deve essere eliminato. Non c'è nemmeno più la libertà di essere povero, non so come dire, cioè, nemmeno più quella forma di poter esercitare il proprio, non più il proprio pensiero, cioè non è più soltanto libertà di informazione, ma nemmeno di esistenza. Uno dice guarda, io voglio stare sopra una montagna isolato, no, non potrà farlo. Quindi io credo che anche, adesso non voglio divagare, però gli scontri di questi giorni in Francia hanno questo significato, secondo me, cioè hanno proprio sono incisivi perché fanno capire che hanno sorpassato la soglia attraverso questo bigottismo della tolleranza di poter vivere, semplicemente nemmeno sopravvivere, ecco. Io ho questa sensazione inquietante. Certamente. Corrado Poli? Io vedrei la cosa anche da un altro punto di vista, come al solito. Ora, ci sono stati molti casi che noi stessi adesso stiamo parlando in un determinato modo e non ci succederà niente, non ci metteranno in galera, almeno speriamo. Io non lo temo per ora. Perché? Ma perché? Perché non contiamo nulla. Perché questo tipo di governo perderebbe la credibilità, allora ci lascia parlare, però poi fanno quello che vogliono, prego. Però, adesso faccio un esempio nostro del contraddittorio. Proprio oggi a pranzo si parlava del fatto che, per esempio, sulla 7 spesso intervengono, che so, Orsini, Travaglio, che hanno delle posizioni diverse, li lasciano parlare, poi salvo poi magari prenderli in giro, emarginarli, cioè c'è tutto un sistema di comunicazione che porta a fare, ma anche alla CNN, io seguo molto le televisioni straniere, fanno questo gioco delle parti in cui fanno parlare agli altri per dire noi lasciamo che dicono tutto, però poi la costruzione generale va in un'altra direzione. Tra l'altro è anche alquanto sicuro questo sistema di controllo dell'informazione, perché oggi come oggi le democrazie come le abbiamo conosciute, basate fondamentalmente sul bipartitismo o sulla alternanza di diverse coalizioni, di fatto non esistono più, perché mentre una volta c'era l'alternativa tra, diciamo, socialismo o socialdemocrazia e liberismo più accentuato, tipo Reagan e Thatcher contro Carter e gli inglesi, o allora, ma anche Mitterrand e De Gaulle prima, insomma, c'era una vera alternativa, e in Italia a maggior ragione. Dicevamo che in Italia il bipartitismo era imperfetto perché comunque il PC non poteva governare, perché nella spartizione di Yalta non era consentito, ma il PC esisteva perlomeno come minaccia e di fatto governava, perché anche il governo democristiano diciamo filoamericano doveva tenere conto delle esigenze che esprimeva il Partito Comunista. Quindi c'era questa forma di alternanza democratica in ogni caso, di alternativa. Ma negli ultimi 20-30 anni si sono molto confuse queste cose, tant'è vero che oggi i grandi scontri politici sono tra chiamiamoli sovranisti. Da noi abbiamo avuto anche il Movimento 5 Stelle, in Germania hanno avuto le grosse coalizioni a cominciare da più di 20 anni. Nel Regno Unito il laburismo con Blair era diventato
uguale al Liberin, tant'è vero che si parla di Lib Lab. In Francia non ne parliamo, l'esistenza di Le Pen ha consolidato tutta una opposizione, quindi non possiamo più parlare di questa democrazia. Allora io mi domando, torno ad Assange, ora esiste la possibilità di parlare, di dire delle cose diverse, ma questa possibilità viene tenuta ristretta. Perché Assange e altri, e pochi altri, Snowden, Manning, sono riusciti ad arrivare agli onori della cronaca e sono così perseguitati? Qui è la domanda che mi viene. Non sarebbe stato molto facile, relativamente facile, ammazzarli? Beh, oddio, attenzione. La storia è piena di questi omicidi. Appunto, ma perché non mi ricordo hanno... un certo Aldo Moro, mi pare, no? No, oppure, piuttosto Pecorelli. Aldo Moro è un delitto politico diretto, giornalista. Pecorelli aveva portato ad Aldo Moro un elenco molto strano. Così come aveva portato Pecorelli un elenco a Paolo VI. Sì. Il giorno dopo, la notte, Paolo VI è morto. No, Giovanni Paolo. Giovanni Paolo. No. Paolo VI. Poi Giovanni Paolo, e questo abbiamo una documentazione perché abbiamo fatto una manifestazione a Venezia per ricordare Giovanni Paolo I. No? Papa Luciani. Certo. Papa Luciani era al corrente di tutto, perché Paolo VI aveva detto a Papa Luciani: interessati di cosa sta succedendo nella banca dello IOR. Sì. Allora, finito il primo, fatto fuori il primo, hanno messo il secondo, ma non andava bene, perché la politica americana era per Papa Wojtyła, hanno sbagliato a eleggere il Papa. E allora hanno messo Papa Wojtyła, che aveva chiaramente organizzato una reazione contro il comunismo in Polonia, e la storia la conosciamo tutti. Sì, non solo in Polonia, anche in Croazia, anche... Sì, ecco, no, però la Croazia allora, è un'altra cosa. La mia domanda... La Croazia è un'altra cosa, no, non c'entra voglio niente. dire, il trend, diciamo, era in quella direzione, cioè della caduta dei regimi comunisti, in cui il Papa ha avuto la sua importanza. Però io volevo tornare al punto... Però contemporaneamente in Persia cosa succede? Ah, beh sì, certo. Khomeini. Perché qual è la intelligence americana? Contro un'ideologia la fede è più forte. Mettono in Persia Khomeini e mettono naturalmente il Papa in Vaticano. Sì. Quello giusto che naturalmente porta avanti quella politica. Allora mi rimane la domanda: perché invece Assange e qualcun altro, ma è soprattutto Assange, così non sono riusciti a liberarsene subito? Perché sarebbe stato... Allora quello che a me viene da pensare, intanto, che ci sono, prima di tutto, la prima cosa che io penso e credo fermamente è che io, ma neanche noi, conosciamo veramente le cose, perché se sono servizi segreti o non sono segreti o noi non possiamo sapere le cose vere, come sono veramente andate, quindi mettiamocela via. Ci sono delle cose, dei segreti che non sapremo mai conoscere, ma allora io mi domando se dietro queste personaggi non ci siano a loro volta delle organizzazioni forti, capaci anche di sostenerli. Magari sono più deboli del mainstream, sono più deboli anzi sicuramente sono più deboli, perché questo poveretto viene massacrato, viene marginato, rischia galera. Però poi alla fine noi vediamo che è una Chelsea Manning. Ma in questa trasmissione non usiamo mai il condizionale. Se conosciamo un fatto lo diciamo e pesiamo il valore che ha. Il fatto che per esempio in Italia ci sono organizzazioni, ci sono state organizzazioni, ci sono tuttora, ma tipo quella di Licio Gelli, no? Certo. Quanti disastri ha allora, fatto? Perché E di chi era amico Licio Gelli? Ecco, ma certo, generale Dalla Chiesa, sì, ma Andreotti,
Ma certo, ma voglio dire, Maurizio allora, Costanzo, vogliamo andare avanti? No, ne abbiamo tanti. Chi apparteneva alla... Ma perché anche Manning è stata graziata? Se era colpevole... Perché no? Perché c'era un presidente diverso. Mi scusi, guardi che Bush è la continuazione di Bush padre. Lui eredita quella politica, filo, diciamo, legata alle risorse petrolifere, che ha già cominciato il padre, che poi naturalmente in America dopo 2 mandati bisogna andare a casa, se no diventa un impero, e quello che è succeduto successivamente è stato il figlio, e il disastro l'abbiamo visto. Ha raccontato un sacco di balle, ha innescato una guerra quando le 2 torri sono cadute perché erano l'Arabia Saudita e gli sauditi che hanno fatto quel disastro, non era né l'Iraq né l'Afghanistan. Mi spiega perché? Perché allora dietro Assange ci deve essere qualche forte sostegno in ogni caso. Beh, io non lo so che altri sostegni ci siano. Comunque io penso che il nostro sostegno è importante, dopodiché se ce ne sono altri sono assolutamente e soprattutto facciamo parlare Assange, che forse ci racconterà qualcosa di più. No, e andiamo col d'accordo, su questo andiamo. Certo. Quindi ci battiamo per questo. Dopodiché se è un criminale Assange andrà processato ma di crimini che io sappia non ne ha fatti, salvo dire le cose come stavano, che non andava bene per gli Stati Uniti. Ha messo a rischio gli Stati Uniti, una potenza atomica che basta che prema un tasto e risolve tutti i problemi, e li ha sempre risolti in questa maniera, perché è l'unico paese che ha messo 2 bombe atomiche gli altri si sono limitati. Esatto. Allora, adesso passiamo al secondo contributo, l'appello della moglie di Assange. Julian Assange è dietro le sbarre in Inghilterra ormai da quasi 4 anni, dall'11 aprile 2019. È rinchiuso nel carcere di massima sicurezza londinese di Belmarsh, che doveva diventare la Guantanamo inglese. Assange è in attesa di estradizione negli Stati Uniti. Su di lui pendono 18 capi di imputazione, tra i quali l'accusa di spionaggio, e per questo potrebbe scontare 175 anni di carcere. Stella Morris, moglie e legale di Julian Assange e madre dei suoi 2 figli, si batte per la sua scarcerazione. Per questo è stata recentemente in Italia per lanciare un appello e per denunciare la condizione inumana in cui si trova Julian Assange, e ha puntato il dito contro Stati Uniti e Gran Bretagna, così come contro chi vuole continuare a tenere recluso suo marito e lasciare nel silenzio il suo caso. E ciò che io cerco di fare è spiegare che non si deve essere né bianchi né neri. Non dovete neanche credere che lui sia un eroe. Si può essere agnostici. Non bisogna essere alcunché per credere che sia degradante, quello che è crudele, quello che si fa contro di lui in una società democratica. Julian aveva deciso di venire in Europa quando stava per pubblicare e rendere pubbliche le notizie su quanto stava succedendo in Afghanistan, in Iraq, ma è venuto qui, perché qui era nato il sistema democratico. Ma perché? Per quale motivo è in carcere? Perché soffre? Non c'è una risposta. La risposta di solito è perché ha offeso i potenti. Ma non è questo che bisogna fare in una democrazia? Non dovrebbe esserci protezione per chi fa questo? No, i critici finiscono in carcere. I critici soffrono per aver denunciato gli abusi. Questo è quello che fanno gli altri, non le democrazie. Non bisogna tanto guardare a Julian come attivista o giornalista, ma come essere umano. E qui c'è una mancanza non di democrazia, ma di umanità. Quanto ancora deve soffrire Julian?
Pensate a questa domanda. Le condizioni di Julian Assange peggiorano di giorno in giorno, ormai si trova in un carcere di massima sicurezza da troppi anni. Mantenerlo in questa condizione è soltanto una punizione, una condanna a una non vita, un caso politico, non giuridico, perché quello che ha fatto è stato solamente svelare crimini commessi dagli Stati, mostrando le uccisioni di civili e ogni dettaglio di guerre illegali. Direi che è sufficiente questo per capire dove stiamo andando, Michele Gervasutti. Sì, è pazzesco, nel senso che mi riferisco anche a Stella, e io sono in contatto con lei e anche con la sua assistente Silvia, e adesso l'idea era quella anche di creare fare un altro giro sull'Italia, non soltanto in Europa, per portare avanti, oltre che con Roger Waters e con tutti quelli che hanno appoggiato il padiglione alla Biennale, anche con altri artisti che si sono occupati appunto di casi umanitari, perché quello che ha detto adesso Stella è molto importante, la vera contraddizione. E dice, lasciate stare la parte, guardate la parte umana, cioè quindi. E questa è la cosa allucinante, che chi fa questa finta battaglia ipocrita sui diritti civili, diritti umani, tutti i giorni, no? E quindi mi riferisco anche alle istituzioni legate all'ONU e a tutti quei dinosauri, no? Quelle foglie di fico delle multinazionali. Allora il problema vero è quello, ma come? E poi invece loro che sono i primi a battersi, torno alla definizione ironica, un po' sarcastica del bigottismo della tolleranza. Andiamo a difendere qualsiasi forma di discriminazione per fare poi delle discriminazioni sull'ovvio e sulla normalità, usando tra virgolette normalità, perché che cos'è normale? Però il concetto è questo, non si può fare una discriminazione al contrario. Questo io trovo allucinante. E l'altra cosa importante è appunto il fatto che alcuni sostengano, cioè quando si parla di verità, no? Ecco, che secondo me è una parola molto importante. Mio padre mi diceva sempre: ricordati la ricerca della verità. Ecco, e molti in questa fase qua, appunto, come diceva anche il dottor Poli, non esistono più delle posizioni anche politiche, ma anche filosofiche forti o delle politiche che abbiano delle differenze, perché tra New Cons e New Dems in America sono la stessa famiglia, come diceva giustamente prima il dottor Poli, e sono alla fine tutte delle forme è un po' quello che è successo anche con i giornali, e quindi anche con molti giornalisti prezzolati, piuttosto che, come li chiamava Giovanni Papini, i pennivendoli, no? Sì. Allora, il problema vero è che questo, alla fine siamo arrivati a un punto dove non c'è più quella ricerca della verità a tutti i costi, quindi al di là del fatto che ci sono giornalisti investigativi tipo Report, no? Report, che è una trasmissione molto dura e con una ricerca assoluta della verità, e qui si cerca sempre di buttarla sul filosofico dicendo ma no, ma la verità non esiste, e si cerca di strumentalizzare questo argomento. E concludo con un altro punto che, riferito a quello che diceva prima il dottor Poli precedentemente, mi ha fatto pensare a un altro caso su Facebook, no? L'altro giorno un mio amico è stato bloccato per un algoritmo, no? 30 giorni bloccato per aver scritto una roba contro questa cosa appunto che avete fatto vedere prima, della guerra di Saddam, e ha scritto un commento, un algoritmo l'ha fermato 30 giorni. Allora, e poi al tempo stesso social, ma anche altri siti e altre istituzioni su internet, sul web,
e anche sulle televisioni dicono che assolutamente hanno fatto un'affermazione dicendo no, ma noi non controlliamo, non ci sono. Non mi ricordo questa notizia, devo ricercarla, ma mi ha fatto molto ridere, perché mentre affermavano che assolutamente loro non hanno telecamere, non controllano, è stata vista una signora mentre faceva in bagno nella toilette, è passata questa, non so se l'avete vista voi, ma c'era questa immagine di telecamera che riprendeva mentre era in bagno addirittura. Quindi questa, ecco, torno alla falsificazione, al discorso che a tutti i costi questo negazionismo, ecco, allora dalla falsificazione a tutti i costi come esaltazione delle fake news siamo passati addirittura al negazionismo. Dico una cosa molto forte, non fraintendetemi, vi prego, ma è una forma di negazionismo come hanno fatto con l'Olocausto. E allora, non voglio essere frainteso, per carità, però dico che questa è l'evoluzione nella quale si rischia di arrivare. È inevitabile, perché poi nel momento in cui questa ideologia di un mondo democratico, di una dittatura bianca di finta democrazia, non può che portare a una forma di discriminazione su tutto quello che invece non è secondo questo sistema libero. Certo. Posso dire Corrado Poli, prego. Dunque, io ho cercato un po' di fare un quadro, diciamo, da professore, cioè da persona esterna, però alla fine uno deve prendere anche una posizione, e io su questo fatto di Assange, a mio parere, è uno degli esempi, una delle cose su cui noi, i cittadini liberi, devono impegnarsi, ci dobbiamo impegnare, perché oltre alla questione concreta che c'è una persona incarcerato ingiustamente per aver fatto il suo dovere semplicemente, ed essere stato addirittura accusato di violenze sessuali, che poi da un paese corrotto come la Svezia, che ha usato la magistratura per fermare una persona. Ecco, questa è una delle battaglie che noi dobbiamo fare per la libertà di stampa, perché al di là della persona, al di là di tutto, e sono stato io il primo a dire che possono esserci anche dubbi, ci può essere anche il dubbio che Assange abbia svelato dei segreti che per ragioni di Stato non si dovevano fare. Niente, questo non oggi come oggi, soprattutto 20 anni dopo la fine della guerra, l'inizio della guerra, noi non dobbiamo fare, questo è un principio, noi dobbiamo batterci per il principio, e Assange rappresenta un vero e proprio principio, come Snowden rappresenta il principio che la polizia non può entrare nella nostra privacy, come ci sono tanti altri di questi punti di questo genere. Ecco, se c'è una battaglia da fare è questa. E un altro aspetto io voglio sottolineare: basta parlare di democrazia. Cioè, perché noi non siamo più in una condizione di democrazia. Nel migliore, la democrazia prevede un pluralismo, prevede numerosi governi. L'idea di democrazia, proprio per esempio quella americana, che è quella che ci ha portato, che prendiamo per esempio, era basata su un grandissimo federalismo, su un decentramento assoluto, cosa che anche oggi come oggi la spesa pubblica federale tende ad aumentare, per non parlare poi dei nostri stati che sono ipercentralizzati. Ecco, quindi il pluralismo è stato, lei ha citato o lei, adesso non ricordo, ci rendiamo conto che la UBS ha acquisito la banca svizzera, assolutamente, Credit Suisse, cioè qui si tratta di un ulteriore accorpamento. Esatto. E chi va a prendere i soldi in prestito all'UBS o alla banca? Posso andarci anch'io, certo, e mi prendo, che so, 100.000 euro, 200.000 euro, e va bene, ma una banca di questo genere finanzia
imprese e compagnie che hanno dei poteri enormi, certo. e più sono concentrati i sì. poteri, più sono poche le persone che decidono. Ora, anche nel fare la guerra alla Russia in Ucraina, o gli russi che fanno la guerra all'Ucraina, anche in queste decisioni per tutta l'umanità, sono prese da pochissime persone. Certo. Nel momento in cui quando c'era una parvenza perlomeno di democrazia perfetta non c'è mai stata né da noi né altrove, ma quando c'era almeno la speranza di andare verso una democrazia, e quando un poco anche funzionava, era quando c'era un grosso pluralismo, quando quando la politica poteva veramente funzionare, perché c'era un sistema di partiti, un sistema di idee in competizione, ma c'erano anche tante piccole imprese o anche medie imprese, anche delle forme di oligopolismo, ma non multipolismo, diciamo, non proprio libera concorrenza perfetta, ma oggi parlare di neoliberismo è ridicolo, sì. perché magari io sono un liberale di formazione, ideologicamente, ma questo è tutto fuorché il neoliberismo. Qui siamo in delle forme di monopolistiche che omaggiano il potere, sì, esatto. che omaggiano, che creano il potere. Io ricordo una frase di Bettino Craxi, quando non entriamo nel giudizio sulla persona o sul discorso del Tangentopoli, ma disse una cosa importante quando fu sotto processo. Voi credete che noi politici andassimo dagli imprenditori a imporgli le tangenti? No, noi andavamo col cappello in mano a prendere i soldi. Sì, ricordo questa. E questo ricorda. Sì. Ecco, ma se allora questo poteva essere anche discutibile, perché c'era un potere politico che riusciva a gestire anche l'economia, certo. Perché era una struttura diversa, oggi come oggi questo assolutamente non è possibile. Basti vedere anche il nostro governo, come Meloni abbia cambiato completamente idea una volta diventato a capo del governo. Assolutamente. Ma questo era necessario. Un conto è fare, diciamo, propaganda per essere eletti, un conto poi prendere in mano le cose, il timone della barca. E la barca ha bisogno di essere guidata, se no va a fondo. Sì, ma quindi il problema è che sono teleguidate. Il signor Bettino Craxi ha detto quelle cose lì, ma insomma doveva dire quelle cose vere che lui sapeva perfettamente, perché lui è diventato segretario del partito quella volta, e quanto è costato farlo segretario del partito, la modica cifra dell'epoca, 1975, 42 miliardi, e che uno ha pagato, e il Partito Socialista fu parzialmente condizionato da questo personaggio. Seconda cosa è... Ma era lui che doveva chiedere i soldi per poter diventare... No, non chiese nulla. Craxi non chiese nulla. Però, fu messo lì perché era siciliano. Ma questa è un'altra storia, la racconterò un'altra volta. Certo, un'altra volta. Certo. No, io pensavo giustamente come diceva, non è la parola democrazia, assolutamente no. È una tecnocrazia, una plutocrazia, cioè è proprio un sistema dove c'è come ho detto anche prima, un giornale unico, il pensiero unico, del partito unico, dove c'è questa finzione e questo gioco delle parti. Ecco perché secondo me questi scontri in Francia invece, è brutto dirlo, per carità, nessuno ama la violenza, io sono contro la violenza, contro le armi, contro anche le offese, però c'è un limite dove all'abuso, come diceva anche lei, all'abuso che